diritto all'informazione e dovere di far emergere una situazione legata alla sanità pedemontana senza che vi sia mai stata diffamazione. Rimette in ordine i fatti l'avvocato Maurizio Paniz, che ha difeso l'ingegner Giovanni Yannakopoulos nella vicenda dell'U7 e del DG Carlo Bramezza, smantellando l'impianto accusatorio, come confermato dal Tribunale del Riesame. Quando una emittente si trova di fronte a migliaia di firme dei cittadini di un territorio che si lamentano per disfunzioni di carattere gestionale nell'Us7 pedemontana, quando ci sono moltissimi amministratori comunali e addirittura sovracomunali, regionali, eccetera, che avallano queste contestazioni, quando ci sono critiche che concernono la soppressione di un reparto come quello di senologia, eccetera. E viva Dio! Le emittenti che esercitano il preciso dovere di informare la loro comunità hanno il dovere di essere protette e non bastonate. Il provvedimento emesso dal Tribunale del Riesame sottolinea il diritto all'informazione esercitato dai giornalisti del gruppo Media Nord-Est in questa vicenda. Il diritto all'informazione è sacrosanto ed è protetto non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo in maniera molto forte. Il diritto all'informazione prevale su qualsiasi posizione di carattere soggettivo e qui siamo di fronte a una vicenda nella quale l'ingegnere Yannakopoulos, magari con modi forti, perché non siamo tutti assolutamente identici nelle proprie reazioni, ha lottato per il bene del suo territorio, per il bene della sanità, che è un sacrosanto diritto dei cittadini in quel territorio. E il diritto all'informazione diventa un dovere quando c'è in ballo la sanità. Un diritto sacrosanto, anzi non solo un diritto, un dovere per chi esercita l'informazione nel limite in cui non diffama nessuno, e qui è pacifico che non vi è nessuna diffamazione. Il dovere informativo è indiscutibile, soprattutto quando il materiale del quale si discute è costituito niente meno che dal diritto alla salute, che è uno dei principali, se non il principale tra i diritti che ha ciascuno di noi. Qui discutiamo della sanità pubblica e quando si parla di sanità pubblica abbiamo il diritto che tutto sia assolutamente trasparente, che non ci siano violazioni di nessun tipo di normativa, che chi è a capo di determinate realtà sia in grado di presentare se stesso in tutte le caratteristiche e che i cittadini sappiano esattamente chi è, cosa fa e come si muove.